Professor Paolo Cilona, parliamo di questo premio Telamone che si svolgerà il giorno 30 al museo. Beh, è la 47esima edizione, sono passati tanti, ma tanti anni e ad Agrigento sono venute tutte le eccellenze siciliane, da Zichichi ad Ingrao, a Giuliano Amato e tanti altri, a Bottitta, quindi è un premio che ha la forza di richiamare attorno i grandi siciliani e per questo noi con sacrificio ed impegno portiamo avanti questa iniziativa che effettivamente è molto conosciuta in Sicilia e oltre lo stretto di Messina. Tanti sono i premiati, ce ne anticipa qualcuno di questa edizione, professor Cilona? Sono diversi, in tutto sono 10, alcuni di Palermo, altri di Catania, 2 di Agrigento ed altri di Caltanissetta, insomma è la Sicilia che produce, che lavora verso il progresso generale. E quindi posso dire che tra gli agrigentini c'è il questore di Trapani, dottor Giuseppe Peritore, e Massimo Militello che abita a Londra ed è un regista di chiara fama. Professor Cilona, tra i Puglisi. tanti premi che fioriscono nella nostra città, il Telamone se ne distingue, potremmo dire forse metterlo alle prime posizioni. Penso di sì, perché noi non andiamo verso la ricerca continua delle risorse finanziarie, noi lo facciamo con impegno e sacrificio senza andare a bussare a tizio al Caio. Noi siamo soltanto impegnati a promuovere la città di Agrigento che ha una storia lunga di 2600 anni.